Il punto G cos'è? Punto molto nascosto nel corpo delle donne che molti uomini non trovano. Anche se te lo dici non lo trova. Deve un dentro qua in cima, che è a parete interna sull'esterno, no massa su. E se una parte un fia rugosa, non è liscia, e attacca a movimentarsi un fia di P. Il punto G è il punto giusto. E G di giusto. Se G è giusto. Cercasi uomini che trovano il punto G. Ci siamo lasciati in vacanza, prima della vacanza. È un punto all'interno dell'organo genitale femminile, verso l'inizio, verso l'alto. I giovani lo sanno, io non lo so perché sono troppo vecchio. Dove tutti sanno il loro punto, diciamo. Il punto perno, il punto... È il punto per. Il punto fulcro, ecco. E se in della zona dove bisogna cercarne, insomma, è un po' nascosta, ecco. Mica provo e dopo sono cauto buono, se no pazienza. Dimmi cos'è l'orgasmo. Te fai un fia. Te ti incancarissi un fia. Te diventi spastico. La donna se un fia più sensuale. Siga un fia di P. E la femmina non si incancarisse. E goccata tante femmine che tira e oggi in rio. È come un bel bollito misto con la pera. Quale parte del bollito? E a lingua? Arrivare al punto, arrivi al dunque, vado avanti ancora tra panala. Dopo che sei a chi che piace anche a fia là un po' più fureghetto. Anche se le donne un po' più fureghette. Che vogliono un po' più di brio. Fureghetto viene da mio nonno che mi ha insegnato fureghetto. Un po' più bricconcella. Esatto, un po' più bricconcella. E quando la tipa ha il picco dell'urlo. Beh, sono ancora le Pavarotti.